andando con il blind tennis? Bene, bene, dai. Non l'avevi mai fatto? No, avevo voglia di provarlo, infatti mi è sempre interessato, ho detto ma come si fa a giocare a tennis da non vedenti, però alla fine con gli accorgimenti insomma giusti ci si può riuscire. Sto vedendo che... il tuo compagno mi sembra che sia forte, però. Ma gioca anche lui a baseball, infatti siamo abituati a giocare, tirare la pallina in seconda base per dire, no? E quindi Tutta un'altra cosa. può riceverla quando dobbiamo sentirla che arriva appunto per la difesa, quindi... Quindi siete abituati alla pallina sonora? Sì. Non questo suono, ma è un suono, comunque la pallina che rotola in qualche modo, non rimbalza più di tanto, però perché la colpisci con la mazza fa molta più distanza di così, però... E adesso dovrei scegliere tra il baseball e il tennis. Ma dipende, si può conciliare, non lo so, vedremo insomma. Se il tennis si riesce a fare, insomma, e non finisce oggi, sì, insomma, comunque... C'è speranza che possa continuare. Siccome ovviamente oggi è solo la prova, non ho ancora veramente giocato, devo anche vedere bene com'è. Però sì, sembra interessante, insomma, quindi sì. Abbiamo anche il tuo compagno qua, che mi dicono che essere un grandissimo sportivo. Sì, io grande sport, mi piace tanto la corsa, la bicicletta, il bike, la mountain bike, faccio camminate, nuoto e... Il tennis è la prima volta? Prima volta, sì. Cioè io ho giocato quando ci vedevo da giovane, ho giocato, ma è la prima, sono stato curioso anch'io di capire come funziona. E com'è? È un po' impegnativo perché la pallina corre rispetto alla nostra del baseball, è diversa. La sensazione, ecco, è più soffice come pallina. Però si può fare? Sì, devo vederlo in campo, ecco, col gioco vero. Adesso ho fatto un po' di prove e scappa via, ecco, non saprei dirti. E avete già imparato le parole, giusto, d'ordine, che sono? Ride, yes, play. Può essere, giusto? Sì. Allora, Federico Lazzari, 25 anni, laureato Scienze Motorie triennale, sono uno dei 6 istruttori italiani qualificati FISPIC per il blind tennis. Ecco, raccontaci che cos'è il blind tennis. Allora, in sostanza è il tennis spiegato e giocato da persone ipovedenti e persone cieche. Abbiamo delle categorie, quindi B1 sono i ciechi totali e B2 e B3 sono categorie di ipovedenti. Il campo è un po' più piccolo del normale, abbiamo delle linee tattili per quanto riguarda i giocatori B1 ciechi totali, quindi in modo che possano sentire queste linee e sapere più o meno dove sono orientati all'interno del campo, mentre per i giocatori B2 e B3 le linee sono tracciate con lo scotch o comunque con la vernice su un campo normale. Allora ragazzi, queste sono le nostre palline, quindi come potete sentire sono sonore, intanto passatevele un attimo così le sentite un po'. No, il rimbalzo è veramente basso. Allora la palla sì, è una palla in gomma a piuma con all'interno un sonaglio, quindi in modo da poter essere udita sia dai non vedenti che dagli ipovedenti, in modo da appunto capire più o meno dove si trova la palla rispetto alla loro posizione nello spazio. Allora, è una disciplina che tra l'altro non è ancora arrivata in Veneto, arriva in Veneto oggi? Allora, arriva in Veneto oggi, noi di Realize siamo più che soddisfatti di portare il nostro contributo. Io come istruttore, le ragazze come giocatrici sono soddisfatte, cerchiamo di portare questo nuovo sport anche in Veneto e speriamo che poi abbia un proseguo questa cosa per non perdersi nulla di fatto, ecco. Sembra impossibile però che delle persone non vedenti o comunque ipovedenti possano giocare a tennis. Allora, sembra impossibile finché uno non lo prova. L'importante è ovviamente non smettere di sognare, perché comunque anche una persona cieca o comunque ipovedente deve avere la possibilità di sperimentare lo sport, e io dico sempre che noi normodotati, tra virgolette, siamo fortunatissimi a poterlo sperimentare, perché io stesso ho provato a giocare con la mascherina, gioco a tennis da 15 anni e non prendo la pallina, quindi
è una fortuna poter togliere la mascherina e vederci, ma è anche una fortuna per loro che ci sia gente che si mette a disposizione per far fare sport a queste persone che comunque più che mai hanno bisogno di fare sport per non rimanere segregati in casa, magari a suonare un pianoforte o comunque hanno possibilità di fare del movimento. Senso come se tu devi colpire qua, giusto? Però la tieni così, come quando dai la mano a qualcuno, ok? E quindi dai la mano a qualcuno e devi con l'altra mano controllare che comunque la racchetta sia sempre dritta. Mi sa che tu ci vedi più di quanto dici. No, perché sta facendo gli scherzi, guarda. Le racchette sono massimo di misura 23 per gli atleti quindi ciechi totali e al massimo di misura 25 per i 2B3, quindi sono leggermente più piccole delle racchette normali utilizzate da amatori professionisti. Prima del servizio il giocatore che serve deve chiamare l'avversario ready, quindi pronti. L'avversario dal momento in cui chiama pronti chi serve non potrà più spostarsi, così da permettere a chi riceve di identificare più o meno la posizione dello spazio dell'avversario. Chi riceve risponderà yes, dalla risposta yes il ricevente non si può spostare e il battitore avrà 6 secondi di tempo per servire la prima di servizio. Antonio D'Alema, Unione Italiana Ciechi, ipovedenti di Padova, e sono referente sportivo. Ecco, oggi è un'occasione speciale perché arriva a Padova e in Veneto il blind tennis. Esatto, e abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa qui a Padova portando per la prima volta il blind tennis in Veneto. È una disciplina che sta conoscendo una certa espansione in tutta Italia con più di 50 atleti tra Bologna, Milano e altre città d'Italia. C'è anche un campionato dei tornei nazionali e a livello internazionale e quindi abbiamo deciso di promuoverlo anche a Padova in modo tale che possa prendere piede e possiamo anche noi partecipare possibilmente a future competizioni. Che cosa significa riuscire a fare sport pur con una disabilità? Beh, significa sicuramente stanare i non vedenti e gli ipovedenti e schiodarli dal divano, perché una delle abitudini malsane che hanno le famiglie, i genitori e soprattutto dei ragazzini con disabilità visiva, con disabilità in genere, è quella di iperproteggerli, quindi schiodarli dal divano e stanarli per convincerli a fare pratica sportiva, attività sportiva, qualunque essa sia, in tutte le discipline. A Padova abbiamo anche la scherma, per esempio. È un ottimo stimolo, pungolo, sprone per convincere le persone con disabilità visiva a praticare lo sport che, come si sa, insomma, è anche un ottimo antidepressivo. Ultima cosa, Unione Italiana Ciechi e Realize assieme, quindi due associazioni che comunque collaborano assieme. Esatto, sì, la Realize collabora già da un anno, cioè lavora già da un anno sul territorio padovano. Noi come Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Padova ci stiamo attivando dopo la pandemia con varie attività sportive, appunto, e una di queste è appunto il blind tennis, e abbiamo trovato un ottimo supporto da parte del Realize. Loro già da 2 o 3 anni praticano a Milano questa disciplina, vantano anche delle partecipazioni di atleti a tornei internazionali. Ti chiami? Sono Hassan, Vieni da? vengo di Giordania. Da quanto tempo sei in Italia? Mi sono arrivato da settembre. Questo settembre? Sì, E studi scienze politiche? sì, laurea magistrale. In Giordania ho studiato l'italiano e l'inglese, laurea. Vengo qui in Italia per fare il master. Anche io sono un correttore, un atletico. Corri, run? Sì, runner, yes, sì. E oggi tennis? Sì, oggi per la prima volta, grazie per questa organizzazione, per dare la nostra opportunità per giocare il tennis, blind tennis per la prima volta. E scusami per la mia lingua.
una bella cosa, vi mettete tutti appoggiati, separatevi un po', però appoggiatevi alla rete, ok? E adesso camminate fino a trovare la corda che avete lasciato prima. Tira più forte però Davide. In Padova, since I am living in Padova, I think it's less opportunities because, for example, I am a runner, and since I came here, I couldn't find a guide, people who can run with me to practice my main profession, because I don't run for fun. I am a runner like a professional runner.